componenti della banda che ha assaltato la villa del dentista di Pieve di Soligo. Domani l'interrogatorio del 18enne arrestato che un anno fa fu protagonista della rapina in casa Refrontolo. L'indignazione dei sindaci della Marca, incredibile, fosse libero. Shock ad Arzignano per la lite sfociata in una rissa, colpi di bastone tra due cittadini indiani senza fissa dimora, un 24enne gravissimo per le ferite riportate. Grave incidente a Thiene, 75enne perde il controllo dell'auto che finisce sul marciapiede travolgendo marito e moglie, la coppia in ospedale. Schianto tra due auto a Castelfranco, una delle vetture finisce in un fossato, nell'impatto coinvolte una mamma con due bambine. Un software per connettere le imprese con regione, province e comuni con l'obiettivo di realizzare progetti di pubblica utilità. Al giro di boa dei primi 100 giorni di governo Stefani lancia Venexus, netto capofila in Italia. Mentre il Carroccio smentisce l'addio della scritta Salvini Premier dal simbolo Lega per le elezioni 2027, Roberto Marcato ribadisce la necessità di una stagione congressuale. Spero che il prossimo segretario non sia Lombardo. Il rilancio del gruppo Coin fa tirare un sospiro di sollievo in Veneto. Ieri il tavolo a Roma, la politica ha fatto la sua parte, dice l'avvocato Fabio Crea, componente del CDA. Paralimpiadi, dopo l'argento, René De Silvestro, l'atleta di San Vito di Cadore, vince l'oro nella gara di slalom gigante. La squadra azzurra così batte il record assoluto di podi complessivi. Visita speciale allo stadio Euganeo con il cantante Achille Lauro in città per il suo concerto, ospite del club biancoscudato, un incontro tra le note di Incoscienti Giovani, brano che lo scorso anno ha fatto da colonna sonora alla cavalcata del Padova verso la promozione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre dunque con le novità nelle indagini che continuano dopo l'assalto in villa, nella villa di un noto dentista di Pieve di Soligo nella Marca trevigiana. Le indagini proseguono per individuare i complici del 18enne arrestato ieri dai carabinieri, il giovane coinvolto in un colpo simile accaduto un anno fa a Refrontolo. Domani mattina in carcere a Treviso l'interrogatorio di fronte al GIP Piera De Stefani del 18enne arrestato dai carabinieri a Follina è ritenuto uno dei componenti della banda che qualche ora prima aveva rapinato la famiglia di Alessandro Bubola nell'abitazione di Pieve di Soligo. Nei pantaloni del ragazzo recuperata parte della refurtiva, 14.000 euro, sottratta dalla cassaforte. Nell'auto trovato invece un coltello da cucina. Dall'interrogatorio potrebbero emergere elementi utili alle indagini che proseguono serratissime nel massimo riservo. Restano da individuare gli altri due giovani che hanno preso parte al violento colpo. Continuano nel frattempo gli accertamenti sulla posizione del ragazzo che viaggiava insieme al 18enne quando è stato intercettato dai militari. Mercoledì sera i coniugi Bubola e i due figli sono rimasti per 15 lunghi minuti in balia dei malviventi, minacciati con coltello e pistola. Il capofamiglia noto dentista di Pieve è rimasto ferito al volto dopo la colluttazione proprio con il 18enne arrestato. Sul suo volto i segni dello scontro. Un incubo e modalità d'azione che hanno immediatamente riportato alla mente l'assalto di 4 banditi un anno fa nella casa della famiglia Doimo a Refrontolo, con madre e figlio minacciati con pistole e poi risultato giocattolo. E infatti il ragazzo arrestato a Follina dopo la rapina in casa Bubola faceva parte della banda entrata in azione nel marzo 2025, all'epoca dei fatti minorenne e denunciato a piede libero. Fin da subito avevo capito che si trattava sicuramente della stessa banda, anche perché agiscono in modo un po' senza grandi preparazioni, insomma, allora da là si capisce che da poco distante dovrebbero essere stati sti criminali. Andrea Della Coletta, vicino di casa dei Doimo e consigliere comunale a Refrontolo, ricorda bene lo shock per quanto accaduto nel marzo di un anno fa, quello stesso sconcerto che ora avvolge Pieve di Soligo. A questo si aggiunge l'ulteriore dettaglio del collegamento tra le due rapine alla famiglia Doimo e in casa Bubola. Da Refrontolo a Farra, paese d'origine di Alessandro Bubola, a Treviso, i sindaci esprimono la loro vicinanza e solidarietà alla famiglia del dentista di Pieve di Soligo, ringraziano le forze dell'ordine per il lavoro svolto, ma non nascondono la loro indignazione. Fatemi ringraziare davvero di cuore le forze dell'ordine che però vedono vanificato il loro lavoro da una legge che evidentemente fa acqua, perché se questa persona che si era già resa protagonista di una rapina altrettanto violenta era libera, cioè significa che qualcosa non funziona. Vorrei arrivare al punto che chi commette dei reati così gravi finisca in galera e dentro ci rimanga. Sapere che questa persona è la stessa che ha rapinato la famiglia di Refrontolo non molto tempo fa
particolarmente dispiacere, vuol dire che non si è reso conto di cosa ha commesso prima, persevera nei suoi atti criminali, e quindi mi auguro che questa volta si faccia la prigione che deve fare, paghi per le sue colpe. Questo conferma il fatto che ci sia bisogno di un intervento quanto mai legislativo importante affinché situazioni di questo tipo non avvengano più, ma soprattutto che ci sia la certezza della pena. Chi viene preso, a prescindere dal fatto che sia minorenne o che non sia minorenne, va messo in carcere, punto. Serata di paura ad Arzignano, dove dal diverbio 2 uomini sono passati alla violenza, colpi di bastone, il bilancio è di un ferito grave. Una lite furiosa degenerata in violenza a colpi di bastone con un ferito grave. Il tutto, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe culminato in via Magellano ad Arzignano dopo le 21 di sera, a pochi passi dal parco. Ad affrontarsi 2 uomini, entrambi stranieri. Un confronto che sarebbe degenerato quando uno dei 2 ha impugnato un bastone, colpendo violentemente l'altro, che per la gravità delle ferite riportate, dopo essere stato preso in cura dai sanitari del 118 e portato in ospedale ad Arzignano, è stato trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso, dove è ricoverato in rianimazione ma non risulterebbe in pericolo di vita. Violenza sfociata probabilmente per futili motivi, ma sulle cui cause indagano i carabinieri di Valdagno per far luce e chiarire le dinamiche e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, si tratterebbe di cittadini di nazionalità indiana e senza fissa dimora. Il fatto che è successo appunto ieri sera, di quella notizia, naturalmente mi rattrista. Però voglio dire appunto che Arzignano è sempre stata una città accogliente, rispettosa nella convivenza civile tra varie etnie, e sicuramente tra le regole possiamo dire che non c'è l'uso del bastone. Naturalmente non esiste l'uso del bastone per risolvere i propri problemi, le proprie controversie, anche perché queste persone probabilmente non fanno parte di quella che è la nostra Arzignano. Restiamo nel Vicentino, un'utilitaria esce di strada e travolge marito e moglie sul marciapiede, è accaduto a Tiene. Tiene esce di strada, sale sul marciapiede e con la sua utilitaria investe marito e moglie che stavano passando da lì in quel momento. Siamo in Viale Bassani, all'altezza delle strisce pedonali, a pochi metri dalla rotatoria per cause da accertare. Un 75enne alla guida della sua auto finisce sul marciapiede percorrendolo per alcuni metri e colpendo una coppia che viene sbalzata in avanti. I 2 sono caduti poi malamente a terra. La macchina invece ha concluso la sua corsa sull'aiuola spartitraffico. Sul posto la polizia locale del Consorzio Nord-Est Vicentino e il suo M118 che ha portato i 2 feriti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso. Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 a Castelfranco Veneto, coinvolte 2 auto, a bordo di una di queste una mamma con 2 bambine. Una delle vetture è finita capovolta nel fossato, mentre la seconda si è fermata sul ciglio della strada. Sulla statale 53, all'incrocio con Via Larghe, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti, tutti lievi, dai mezzi, affidandoli alle cure dei sanitari del SUEM. Sul posto anche la polizia locale di Castelfranco per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Primi 100 giorni da governatore di Alberto Stefani, il bilancio questa mattina a Palazzo Grandi Stazione a Venezia è stata l'occasione per presentare un importante progetto di cui il Veneto è capofila. Una piattaforma innovativa, la prima in Italia, che permette al nostro territorio di trovare un punto di giuntura tra regione e comunità. L'ha presentata il governatore veneto Stefani nel corso della conferenza stampa per i 100 giorni di mandato. Venexus è il nome del software. È un software che mette in relazione il territorio, la comunità, le imprese e le società benefit del nostro territorio e dei progetti di carattere regionale, comunale o provinciale che noi validiamo come regione sotto il profilo sociale, sanitario, ambientale, e quindi di fatto le società benefit del nostro territorio, che sono delle imprese che hanno già l'obbligo
di investire in quei determinati settori potranno investire in iniziative di questo tipo, quindi nuove RSA attrezzate, forme di welfare territoriale, asili nido. Lo scopo è quello di connettere il mondo delle imprese con i progetti di pubblica utilità promossi da Regione, comuni ed enti locali. Una sfida comune, ha spiegato Stefani. Abbiamo pensato, perché questa nostra sfida, quella di riuscire a finanziare questi progetti e questi programmi che con un bilancio regionale magari normalmente si fa fatica, perché non facciamo che questa nostra necessità, che è la necessità di queste imprese che lo devono fare per legge e per migliorare il loro rating creditizio con le banche, non diventi un'unica necessità. Quella del Veneto è un'unica sfida, quella ovviamente della nostra amministrazione regionale. E proprio per questo siamo la prima regione in Italia. La piattaforma sarà lanciata il 23 maggio al Centro Congressi di Padova. Le prime reazioni sono già positive. Soddisfatto il segretario regionale di Will Veneto Toigo, che annuncia sostegno in tutte le iniziative che possano semplificare la vita alle persone, così come il segretario di CISL Veneto Paglini, che condivide il metodo di collaborazione pubblico-privato da estendere in altri ambiti, e Confindustria Veneto Est, secondo cui la partnership pubblico-privato è la chiave per investire in sostenibilità sociale e ambientale. In 100 giorni di governo Stefani ha raggiunto molti degli obiettivi prefissati, ma non mancano le novità. 69 milioni di euro che dall'approvazione di aprile potremo destinare ad RSA, strutture residenziali per anziani, caregiver, persone che si prendono cura di un soggetto fragile, ma oltre a questo 3 milioni per l'edilizia sociale, strumenti di monitoraggio da remoto, 18 milioni di euro che investiremo per le borse universitarie, 28 milioni più 9 milioni di questo bilancio per quanto riguarda la lotta al dissesto idrogeologico, 50 milioni per il piano casa, investimenti sulla sicurezza, 600.000 euro per bandi sulla videosorveglianza. E sul caso della multinazionale con sede a Marghera che licenzia 37 dipendenti che sarebbero sostituiti dall'intelligenza artificiale, commenta. È inutile che sto qui ad elencare le potenzialità di intelligenza artificiale. Quello che non è accettabile è che si usi l'intelligenza artificiale come scusa per licenziare se questo poi magari non è reale, quindi andremo a fare le giuste valutazioni in questo caso, che ovviamente non ho ancora avuto modo di vedere da vicino, ma la sfida dell'intelligenza artificiale va accompagnata e la politica dovrà farlo. Caos Russia alla Biennale d'Arte. Buttafuoco fa sapere che ci sarà spazio per i dissidenti in 2 cantieri. Intanto sulla questione si infiamma la politica, scontro aperto. Lega, Fratelli d'Italia, i meloniani per il no alla Russia, sì dal Carroccio. Credo che a me le polemiche, come sapete, piacciono poco. Credo che l'arte debba essere uno spazio libero e di pace e soprattutto di dialogo. Penso questo e credo che altre polemiche non servono a nulla. Eppure, polemica o meno, la questione russa alla Biennale d'Arte sta scatenando reazioni che di leggerezza poco hanno a che fare. È diventato un braccio di ferro politico che ha scavalcato i confini non solo regionali, diventando di fatto una questione internazionale. A prendere posizione 22 paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Ucraina, ma anche la Commissione europea, condannando la scelta del presidente Buttafuoco. Dall'Europa anche l'avvertimento che, data la decisione, potrebbe sospendere o cancellare un finanziamento europeo destinato alla Biennale pari a circa 2 milioni di euro. Ma non è la sola a contrapporsi per primo lo stesso governo. Guerra aperta tra il ministro della Cultura e il presidente Buttafuoco. E chi ha ascoltato Giulia ha sentito parole durissime dopo il comunicato del Ministero in cui veniva espressa la richiesta di dimissioni della rappresentante del MIC e consigliera Tamara Gregoretti per un venire meno del rapporto di fiducia da lei poi rifiutato. Giulia avrebbe detto che con la scelta di far esporre la Russia alla Biennale Buttafuoco starebbe arrecando un gravissimo danno. Così dunque dal governo si apre però un altro fronte interno alla maggioranza che sta scuotendo non poco anche la politica veneta. Da un lato la linea di Fratelli d'Italia, dall'altro la Lega. Da un lato i meloniani che si schierano con un non netto alla Russia, dall'altro i salviniani aperti al sì, ne dimostrazione il presidente di regione. Che l'arte sia un posto in cui si favorisca il dialogo, si debba favorire il dialogo. Ovviamente si debba creare anche attraverso l'arte forme di dialogo, di confronto. Uno dei pochi spazi che ormai è rimasto di pace è l'arte.
e penso che noi l'arte dobbiamo difenderla non solo a parole, anche con i fatti. La mediazione di Fratelli d'Italia, quella di dedicare uno spazio ai dissidenti all'interno della Biennale, già in cantiere, la risposta dalle colonne del Foglio di Buttafuoco. Si schierano con il partito di Meloni forzisti, contosi, che rivendica la Russia come paese aggressore e che non può trovare spazio in Biennale. C'è da dire inoltre che la curatrice del padiglione Russia sarebbe la figlia di Sergei Lavrov, ministro degli esteri della Federazione. Palla ancora al centro, dunque, in una partita destinata a rimanere ancora aperta. Ancora la politica, con gli echi in Veneto della notizia della possibile cancellazione della dicitura Salvini Premier dal simbolo della Lega. Il Carroccio smentisce, intanto Roberto Marcato spera in una candidatura non lombarda per il prossimo segretario federale. Con il fatto che la Premier è Giorgia Meloni e probabilmente la futura candidata Premier sarà ancora Giorgia Meloni, quel Lega per Salvini Premier oggi forse sa un po' di anacronistico, per cui ci sta, insomma, se ha deciso di toglierlo lo capisco. A volte la spiegazione più facile è quella vera e per Roberto Marcato la possibile cancellazione dal simbolo della Lega della dicitura Salvini Premier per il 2027 rappresenta anche l'avvio di una fase di cambiamento all'interno del partito. Sul fatto che ci possa essere un congresso perché lui ha deciso di mollare, anche su questo sarebbe interessante capire se sarà così, perché sì, insomma, sarebbe una novità davvero importante. Insomma, potrebbe essere la fine di un ciclo, quello di Salvini, che sembra voglia farsi da parte, e l'avvio di una fase congressuale. Due considerazioni. La prima, che ricordo che non è scolpito nello statuto che il segretario federale della Lega debba essere lombardo. Cioè, non lo dico perché magari qualcuno è convinto che ci sia una norma internazionale per cui o è della Lombardia o non si fa, e noi abbiamo donne e uomini in Veneto in grado di avere quel ruolo. Dopodiché, se devo essere sincero, non vedo grandi sostituti di Matteo Salvini, perché oltre all'intelligenza politica bisogna avere polmoni e passione, bisogna avere cuore e gambe. Salvini ha macinato miliardi di chilometri. Marcato loda Salvini, anche se non ha mai nascosto di non aver mai compreso la scelta del segretario di nominare come uno dei suoi vice Roberto Vannacci, scelta che, come si è visto, si è rivelata essere controproducente con la fuoriuscita del generale e la creazione di un suo partito. La Lega ora deve guardare al futuro. Il partito deve ripartire laddove è nato, cioè la Lega deve tornare a fare sindacato del territorio, prescindendo dall'appartenenza ideologica, e non mi stancherò mai di dirlo. La grande forza della Lega è che, non essendo né di destra né di sinistra, si può permettere il lusso di andare direttamente al problema. La grande forza della Lega era questa roba qua. Noi dobbiamo ritornare ad essere questa roba qua, ovviamente con una prospettiva futura. A me le operazioni di strategia non mi piacciono, bisogna sempre avere lo sguardo dritto verso il futuro, però con le radici, con i piedi ben piantati per terra. L'economia, con il rilancio del gruppo Coin, fa tirare un sospiro di sollievo in Veneto. Ieri tavolo a Roma, la politica ha fatto la sua parte, dice l'avvocato Fabio Crea, componente del CDA, che spiega la nuova strategia del gruppo. Coin resiste e rilancia soprattutto perché la storia di questa azienda, la gloriosa storia di questa azienda, è una storia fatta non soltanto di eccellenza dei prodotti, ma soprattutto è stato sempre quello che è un luogo d'incontro dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, oggi di noi stessi, dei nostri figli. Sono tanti i motivi che fanno tirare un sospiro di sollievo dopo il tavolo al Ministero sulla vertenza Coin, il gruppo di abbigliamento con cuore veneziano diventato nei decenni simbolo del Made in Italy, dopo la grande crisi con lo spettro concreto di chiusure e a 5 mesi dall'avvio del nuovo corso e del nuovo CDA di cui fa parte lo stesso avvocato trevigiano Fabio Crea, migliorano gli indicatori economici e si riducono i costi operativi. La strategia è chiara. Un piano industriale importante che innanzitutto individua quello che è un efficientamento dei costi aziendali, anche con una riduzione degli spazi delle varie sedi, ma soprattutto un rilancio a livello di marketing, di partner commerciali. Questo significa nuovi brand per attirare clienti, tra questi potrebbe arrivare il marchio Mango, non solo. Con un rilancio soprattutto della nostra punta di diamante che è Coin Casa, attraverso la quale faremo anche una
attività importante di franchising in Italia e all'estero, e poi immancabilmente la digitalizzazione dell'azienda anche e soprattutto attraverso l'e-commerce. Soltanto in Veneto Coin è presente a Mestre, Padova, Verona, Treviso, Bassano, Vicenza, Conegliano, Zerman, Piove di Sacco, compresi i punti Coin Casa e Outlet, e questo per un totale di 18.000 metri quadrati, 39 milioni di euro di vendite all'anno, ma soprattutto 250 dipendenti, senza contare i 120 della sede centrale amministrativa di Mestre. Sono previsti degli ammortizzatori sociali in tutte quelle situazioni in cui c'è un ridimensionamento della sede, ma tutti i lavoratori sono in protezione. Ho letto anche di un intervento importante di supporto dell'assessore Bitonci, ci sarà anche un interessamento da parte dell'assessore Pavanetto in quanto titolare del referato del lavoro, perché ovviamente anche quelle che sono forme di tutela dei lavoratori, eventuali ammortizzatori, sono supportati anche dalla Regione Veneto. Può dirsi quindi conclusa la fase di messa in sicurezza del gruppo dopo l'aumento di capitale reso possibile anche da Invitalia attraverso il fondo di salvaguardia delle imprese promosso dal Ministero. Ed è per questo che la politica, attraverso il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e alcuni importanti parlamentari del nostro territorio, il senatore Gelmetti di Verona, il senatore Speranzon di Venezia, hanno voluto contribuire e che questa storia non solo continuasse ma venisse rilanciata. Ecco, quando c'è questa sinergia e questa volontà da parte della politica, i risultati si ottengono. Treni in ritardo o cancellati all'ultimo momento. Succede anche alla stazione ferroviaria di Bassano con i convogli diretti a Venezia o a Padova. Mi trovo all'ultimo momento già salita sul treno, già tutta sistemata, anziché partire mi sento dire il treno al binario X per quella città X è cancellato. Treni cancellati senza preavviso all'ultimo minuto, in partenza anche dalla stazione ferroviaria di Bassano, un disagio che si sta ripetendo ormai troppo spesso e che va a penalizzare i tanti pendolari che per studio, lavoro o salute devono raggiungere Venezia o Padova, un'odissea per gli utenti. Immagini chi deve dare un esame all'università o deve fare una visita medica o un esame che sta aspettando da mesi, se non glielo rimandano, deve ritornare a fare il giro da zero. Io questo discorso l'ho anche fatto a livello politico, facendo un discorso al sindaco, dico guardi che questo è un problema che ci copre tutta la zona e quindi sarebbe importante che una figura come la sua riconosciuta va a Venezia, va a parlare col funzionario e chi dice questa è una cosa che succede, non deve più avvenire. Anche perché il sindaco è vero che non ha la competenza delle ferrovie, ma può portare e dovrebbe portare la voce di tutta la cittadinanza. Sì, che questo io l'ho detto anche al sindaco, ho detto è chiaro che lei non ha nei suoi compiti quello, ma siccome noi siamo sotto la sua egida, lei trasmette i nostri pensieri e i nostri pensieri non sono benevoli, perché se uno ha perso un esame all'università che magari è anche l'ultimo e poi deve dare la tesi, non è proprio il massimo, magari è un po' arrabbiato, quindi sarebbe da mettersi a tavolino e trovare una soluzione più indolore. Ci volete dire che il treno X e quello Y sono insicuri? Beh, allora ce lo dite prima e noi prendiamo quello prima, quello dopo, l'appuntamento prima o quello dopo. Questo è il discorso, questo è un grosso problema, anche stamattina è accaduto una cosa simile, quindi non è così ramingo, è una cosa che ricorre. Due notizie di sport, Paralimpiadi, dopo l'argento, René De Silvestro, l'atleta di San Vito di Cadore, vince l'oro nella gara di slalom gigante. La squadra azzurra così batte il record assoluto dell'Italia alle Olimpiadi di Lillehammer 1994 con 14 podi complessivi. E poi il Calcio Padova che ha ricevuto ieri una visita speciale allo stadio Euganeo. Il cantante Achille Lauro, che era in città per il suo concerto, è stato ospite del club biancoscudato incontrando alcuni calciatori della prima squadra. L'incontro è stato accompagnato dalle note di Incoscienti Giovani, brano che lo scorso anno ha fatto da colonna sonora alla cavalcata del Padova verso la promozione. Ed è davvero tutto, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.